ritrovati, un buon Ferragosto a tutti, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Partiamo questa sera dal tema stazione marittima, perché dopo la stazione Santa Lucia per Venezia città si apre un nuovo scenario con quest'altra ipotesi, appunto il raddoppio proprio della marittima. Dopo quella di Santa Lucia, a Venezia potrebbe presto sorgere una nuova stazione ferroviaria alla Marittima. Il nuovo collegamento ferroviario sarebbe possibile attraverso il ripristino dell'attuale fascio di binari, utilizzato come ricovero per i convogli fermi e che si trova alle spalle del terminal crocieristici. La nuova struttura, inserita tra le opere previste dal documento preliminare sulla ridefinizione del fronte mare di Venezia città, con le linee guida stilate dall'autorità portuale e IUAV. Il ferroviario è molto importante, ma perché lo è? Perché Venezia è il porto del Veneto, che è una delle regioni a maggiore vocazione di export, quindi potenziare questo aspetto, che è uno dei criteri che noi abbiamo messo nell'affidamento delle concessioni, per noi è molto importante e fa la differenza. La nuova stazione, con ad oggi previsti 5 nuovi binari lunghi 250 metri, vedrebbe ripensati anche i collegamenti pedonali, con la possibile realizzazione di nuovi ponti, un ridisegno di oltre 1700 ettari tra San Basilio, il canale della Giudecca, Santa Marta e Piazzale Roma. Ci saranno percorsi pedonali, percorsi ciclabili, verde, collegamento anche con l'area della stazione marittima e quindi un nuovo ponte sulla Scomenzera e quindi migliorare la fruizione, la vivibilità e ridurre diciamo, la presenza veicolare che oggi occupa questa parte di Venezia. ARUP, lo studio a cui è stato affidato il progetto nei giorni scorsi, ha ora 6 mesi di tempo per la sua elaborazione. ARUP Italia è una grande società di architettura, è associata peraltro anche con operatori veneziani, con gruppi locali, ha un compito complesso che è quello di ipotizzare le nuove soluzioni per il waterfront non solo di Venezia ma anche di Chioggia. Si tratta di un progetto di fattibilità di una grande area che richiederà un notevole confronto con tutti gli enti interessati, in primis il Comune ma anche Sovrintendenza, gli operatori e direi anche con la cittadinanza. La nuova stazione del porto di Venezia potrebbe dirottare tutti gli importanti traffici attualmente del nord-ovest, con il conseguente e ovvio aumento anche degli arrivi. Attualmente a Venezia e Santa Lucia ogni anno transitano 30 milioni di viaggiatori, circa 82.000 al giorno. Alla stazione di Mestre si sale a 31 milioni, cioè 85.000 persone giornaliere, rendendola la 7ª stazione ferroviaria più frequentata d'Italia. Non solo Ferragosto, naturalmente, nella giornata di oggi si festeggia l'Assunzione di Maria. Il parroco della chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta di Malamocco, Monsignor Cesare Zanusso, intervistato da Lorenzo Maier, ripercorre il significato teologico della ricorrenza liturgica e il suo legame con Venezia. Allora, buona festa dell'Assunta. Diciamo che prima di tutto questa festa ha origini antichissime, sia dell'Oriente, che viene chiamata la Dormizio, sia nell'Occidente, che viene chiamata appunto Assunta, cioè Maria, concepita senza peccato originale, la cui morte non sarebbe avvenuta in un modo così umano, ma essendo concepita, essendo madre di Dio, ha avuto lo stesso destino del Cristo e quindi avrebbe come primizia usufruito dei beni della redenzione. Possiamo dire che la Chiesa arriva tardi a definire questo dogma, cioè dell'Assunzione del Signore, solo nel 1950 da Papa Pio XII, ma in realtà questa festa è sempre stata celebrata.
Basti pensare tutte le chiese, le basiliche della Gronda lagunare, vero, intitolate all'Assunta. Pensiamo alla diocesi, alla Basilica di Chioggia, pensiamo a Malamocco, vero, Santa Maria Assunta in origine e i santi Felice e Fortunato, pensiamo a Murano, Santa Maria Assunta e San Donato, pensiamo alla Basilica di Torcello, ecco, di Santa Maria Assunta. Quindi anche se la Chiesa è arrivata a definire tardi questo dogma, in realtà da sempre il popolo di Dio ha sentito questa verità teologica. Cristo è risorto dai morti, sua madre, madre di Dio, non poteva non usufruirne i benefici di quello che lui ha operato. Malamocco, in questo senso, vero, fa parte di questa tradizione. Ecco, essendo Venezia, vero, vicina, al di là del mare Adriatico, al di là c'è Efeso, per cui il dogma, il mariano della Madre di Dio è subito rimbalzato nella costa veneta. Ecco il motivo per cui da sempre si celebra questa solennità. La Chiesa non parla di Ferragosto, è tipicamente un termine laico, ma parla appunto della Assunta. La Pasqua viene chiamata la Pasqua d'estate. Bene, dopo queste informazioni vi auguro davvero una buona festa dell'Assunta. Voltiamo pagina, veniamo all'indagine realizzata dall'Osservatorio Natalità e Famiglia di Treviso sulle iniziative di welfare sociale nei comuni del Veneto, con esiti in chiaroscuro. Sicuramente la parte più favorevole è che il 98,3% dei comuni fa politiche attive per la famiglia. Questo è l'aspetto fondamentale, sono pochissimi comuni che non fanno questo. Comincia dal bicchiere mezzo pieno il presidente del comitato scientifico dell'Osservatorio Natalità e Famiglia, Eugenio Brentari, nell'analizzare l'esito dell'indagine realizzata sul welfare sociale messo in campo dai comuni del Veneto. Sostegni alla famiglia declinati in quasi 650 servizi, ma troppe sono ancora le criticità da superare per essere efficaci contro la grande piaga della denatalità. Noi stiamo vivendo in un periodo in cui stiamo riducendo continuamente la nostra popolazione. Si parla nei prossimi 2 anni di perdere 1 milione di persone tra gli italiani, quindi bisogna cominciare a cambiare questo trend. Le cose da migliorare sono sicuramente provare ad avere un disegno un po' più ordinato di tutte queste politiche. Ce ne abbiamo 630 politiche attive, forse sono troppe, forse sono troppo dispersive. L'altra cosa è che bisogna sopperire a quello che sono le carenze fondamentali, che è la mancanza di personale, la mancanza di budget. Con l'osservatorio vorremmo approfondire e valutare quali politiche effettivamente permettono a una famiglia di stare in piedi e di esercitare la propria funzione sociale. Credo che una delle questioni del nostro contesto, anche veneto, è di camminare sempre più verso uno sguardo individualista, verso un'attenzione alla persona che non è sbagliata, ma persona intesa come individuo. Ecco, l'indebolimento delle relazioni familiari, delle relazioni sociali sta aggravando tutto il nostro sistema. 120 comuni coinvolti nel sondaggio, 78 quelli che hanno risposto. Tra le azioni intraprese spiccano agevolazioni su servizi e tariffe, eventi di formazione, mentre scarseggiano le politiche per la casa. C'è un problema di fondo dove dobbiamo aiutare i nostri amministratori a fare un passo. Riconoscere che la famiglia è un soggetto titolare di diritti e di doveri che le sono propri. Perché ad oggi ci sono tanti interventi che ricadono sulle famiglie, ma come se fossero dei tappeti elastici, qualcosa di sfondo. Ecco, bisogna pensare a qualcosa su misura, dedicato, e fare azioni di sistema che siano potenzianti le une delle altre. Per il sindaco Mario Conte occorre rivedere l'intero modello sociale e con esso la scala delle priorità degli amministratori.
L'obiettivo è quello di costruire un nuovo modello sociale che sappia dare risposte concrete e puntuali alle comunità e soprattutto riesca a gestire nel migliore dei modi quelle sempre minori risorse che abbiamo a disposizione, facendo rete, coinvolgendo il terzo settore, coinvolgendo le associazioni, perché oggi la comunità ha delle esigenze, il rischio è di investire con delle risorse in modo non adeguato. Per le famiglie c'è purtroppo il caro vita, il nodo inflazione, è il Ferragosto più caro di sempre. Naturalmente questa inflazione erode il potere d'acquisto. Per questo, in vista della ripartenza autunnale, i sindacati del territorio sono mobilitati. Sullo sfondo il tema del salario minimo e la lotta all'evasione fiscale. Restano poi troppi gli infortuni. La nostra mobilitazione è proprio per il recupero del potere di acquisto attraverso il superamento di quanto è stato eroso dall'inflazione e attraverso la stipula e il rinnovo dei contratti nazionali che sono in scadenza o che sono già scaduti. Il secondo trimestre ci dice che le cose non stanno andando come si sperava, perché c'è una frenata del PIL. E soprattutto abbiamo la necessità di rimettere al centro la questione delle tutele salariali e dei rinnovi contrattuali. Al culmine dell'estate più cara da decenni, la principale preoccupazione dei sindacati non può essere che la lotta all'inflazione, con il sostegno concreto a famiglie e lavoratori. Per la CGIL in particolare il governo finora ha fatto troppo poco. Auspichiamo un autunno di intese, ma se così non dovesse essere, è un autunno di mobilitazione, di protesta e di rivendicazione per una vita più dignitosa, soprattutto da parte di chi paga le tasse, le paga tutte e si vede in secondo piano rispetto a chi viene premiato in questi giorni dai provvedimenti del governo. Secondo noi la lotta all'evasione fiscale deve rimanere priorità assoluta e non abbiamo visto nei decreti deleghe della riforma fiscale un impegno così forte come auspicavamo come organizzazioni sindacali. Non è un mistero invece che le visioni tra i due sindacati principali siano opposte in materia di salario minimo. La Camera del Lavoro sostiene la proposta delle opposizioni con la soglia fissata a 9 euro lordi all'ora, non così la CISL che vede dei rischi nell'operazione. Vediamo molta confusione, perché pensare che tutto si risolva attraverso una norma di legge che fissa un salario minimo a una determinata cifra, secondo noi è una follia. Ma non si risolve il tema con una norma che comprime verso il basso i salari, ma una norma che incentivi la diffusione dei contratti collettivi applicati dalle organizzazioni, sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Da qui la raccolta firme avviata proprio dalla CISL per aumentare la partecipazione dei lavoratori, come avviene in altre parti d'Europa. In ballo un progetto di legge ad hoc. Invitiamo a tutti i cittadini, lavoratori pensionati e elettori di recarsi nei comuni della provincia di Belluno e di Treviso e tutte le province del Veneto a sottoscrivere, perché sono depositati i moduli in tutte le province, in tutti i comuni, per sottoscrivere il progetto di legge. Restano poi paradossi acuiti nel post-pandemia. Il lavoro c'è, ma è poco pagato o spesso precario. Nella sola Marca Trevigiana c'è stato un saldo positivo di circa 4.000 assunzioni in un anno. L'83% è lavoro a termine, per cui lavoro precario, e il lavoro precario è un lavoro che normalmente non riesce a soddisfare tutte le esigenze dei lavoratori. Tasto dolente quello degli infortuni, tanti, troppi, in costante aumento. Oltre il 10%, il 12% per quanto riguarda le costruzioni, il 23% per quanto riguarda il metalmeccanico, insomma dati importanti dove bisogna continuare ad intervenire in maniera strutturale, direi in maniera didattica. Nel frattempo manca poco all'inizio della vendemmia 2023. Abbiamo chiesto ai rappresentanti di categoria come andrà quest'anno. Quest'anno sembrerebbe che la raccolta è una raccolta importante, che non ha grosse difficoltà, anzi una raccolta vigorosa con qualità elevate e con quantitativi elevati. Nonostante le grandinate che hanno colpito vaste aree della nostra regione, in particolar modo il Veronese, le zone trevigiane del Prosecco, e un fungo che ha messo a repentaglio la produzione, la vendemmia 2023 partirà sotto ottimi auspici. L'ultima settimana di agosto iniziano la raccolta dei bianchi e quindi del Chardonnay, quindi un dato estremamente importante in cui
per diversi anni purtroppo si è dovuto anticipare la raccolta, invece da quest'anno la raccolta viene fatta in maniera corretta dall'ultima settimana di agosto. La produzione vitivinicola veneta è tra le principali in Italia, un comparto che continua a crescere. 96.000 ettari sono i terreni coltivati oggi a vitivinicolo, nel 2023 superiamo abbondantemente i 100.000 ettari. Le prospettive del settore vitivinicolo sembrano e sono buone. Il settore vitivinicolo è un settore importante per quanto riguarda la produzione lorda vendibile a livello regionale, ma anche a livello nazionale. La regione Veneto è la prima regione d'Italia per la produzione di vino e per il valore di produzione. 1,3 miliardi di euro è il valore della produzione complessiva a livello veneto. Settimane queste in cui torna d'attualità anche il tema dell'abbandono degli animali, l'abbandono dei cani in particolare. Allora andiamo nel Padovano, dove continuano arrivi e anche per fortuna le adozioni. Spesso purtroppo ci sono persone che prendono un cane ma poi si accorgono di non saperlo gestire. Vediamo. Nel pieno dell'estate, con una situazione che è simile agli anni scorsi, difficile ma gestita con passione e professionalità, il canile San Francesco di Presina si prepara a celebrare i primi 20 anni di attività. Il 1° ottobre li festeggerà con la tradizionale messa con gli animali. Dall'inizio a oggi in questa struttura sono entrati oltre 6.000 cani. Proviamo a contare fino a 6.000 e mettiamoci vicino a un cane. Il 90% dei quali ha trovato un nuovo padrone. Questi sono numeri, non sono opinioni. Nel frattempo è cambiato il tipo di cani che entrano. Non più animali catturati dalla calappia cani, ma cosiddetti casi sociali. Cani, anche di grossa taglia, che le persone prendono e poi non sanno gestire, non sterilizzano e che a volte mordono. E allora si rivolgono qui perché in difficoltà. In questi 18.000 metri quadrati del Parco Zoofilo San Francesco ci sono 38 ampi box e una capienza di 200 cani, 28 i comuni di riferimento dell'ULSS 6. A fronte di un calo dei cani su cattura, c'è stato un aumento dei cani frutto dei casi sociali. Purtroppo le entrate non sono diminuite e quel che è peggio sono molto più problematiche. Fondamentale la collaborazione tra istituzioni e questa struttura, nella quale la procedura per adottare un cane è seria. Spesso può esserci anche un periodo di prova. La persona viene in canile, fa il giro del canile accompagnato sempre da un volontario che in modo che possa individuare le caratteristiche del cane. Poi se scatta la cosiddetta scintilla si procede con le pratiche burocratiche. Prima delle pratiche burocratiche vengono fatti anche dei pre-affidi. Successivamente, se c'è la necessità, restiamo in contatto con le persone e in modo da poter diciamo così, dare dei consigli sul comportamento del cane. I cani vengono affidati alle famiglie con microchip e vaccinazioni e nel 90% dei casi sono anche sterilizzati. Molti chiedono i cuccioli, che però non sono sempre la soluzione migliore. I cuccioli sono un'arma a doppio taglio, nel senso che il cucciolo, quando è cucciolo, è piccolo. Quando comincia a crescere non si sa che dimensioni arrivi. E soprattutto quello che raccomandiamo, tanto amore verso questo esserino a 4 zampe. Cambiamo tema ora. È in Brasile proprio in questi giorni Giorgia Miazzo, presidente del Centro Studi Grandi Migrazioni. In Brasile la più grande comunità di emigrati dall'Italia con 12 milioni di oriundi veneti. Un viaggio di quasi un mese a contatto diretto con i brasiliani, figli di veneti emigrati negli ultimi 150 anni. Giorgia Miazzo sarà in Brasile fino al 4 settembre. Ricordo che il Brasile è il paese che ospita più italiani discendenti oriundi al mondo, con 30 milioni di presenze, ed il 40% di questi sono di origine veneta, quindi la prima comunità così che abbiamo di veneti anche fuori dai nostri numeri, e si dice spesso che loro sono l'8ª provincia veneta proprio per questo mantenimento, questa cristallizzazione di usi e costumi che non si verifica poi in nessun altro dei paesi stranieri, nonostante l'Argentina, gli Stati Uniti per esempio, Australia, Canada abbiano comunque grandi percentuali di migranti. Non si è mantenuto per motivi storici, di processo storico, non si è mantenuto lo stesso così patrimonio in maniera così forte e viva.
E quindi finché ce l'abbiamo dobbiamo riportarcelo anche a casa per raccontare anche ai nostri giovani di queste grandi migrazioni che purtroppo non si conoscono. Manca un capitolo nei libri di storia che parla di questo fenomeno incredibile che ha svuotato l'Italia. 4 gli stati che toccherà il suo viaggio: Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Paraná e Goiás. In particolare nel paesino di Nova Veneza, tutti veneti, vicentini, trevisani, bellunesi, padovani, però non conoscono niente della propria storia, quindi è la prima grande festa che fanno, la prima grande settimana sulla cultura dell'italianità, quindi racconteremo storia, geografia e tanto altro in modo che possano conoscere e forse fare finalmente quel viaggio di ritorno che non hanno mai potuto fare, anche se questa volta idealmente, però credo sia anche un loro diritto, ecco, poter conoscere le proprie radici, la propria identità, e sono temi molto intimi, molto importanti che hanno a che fare anche con l'autostima delle persone e che si tramandano poi, no, di generazione in generazione. Ricca di Veneto anche la toponomastica in Brasile. In Brasile ci sono tanti nomi ancora legati alla toponomastica, questo Nova Veneza, ce ne sono altre 2 di importanti in Brasile che poi bisogna ricordare giustamente tutti, ci sono Nova Vicenza, c'è una Nova Padova che è ancora in piedi un gemellaggio con il paese di Fontaniva in provincia di Padova, Nova Belluno e tante altre. L'esperienza sarà raccontata in collaborazione con la regione al rientro, uno stato, il Brasile, dove l'italiano è una lingua vera e propria. È uno dei lasciti che rimane nelle comunità migranti all'estero. In realtà noi osserviamo anche realtà molto belle che non voglio dimenticare, come quelle dell'Argentina, del lunfardo, del cocolice, il siculinglish o il broccolino o l'italo-americano ancora utilizzate in Canada o negli Stati Uniti, ma sicuramente il italiano per noi veneti è qualcosa di incredibile. Si dice che ancora si parli questa lingua da circa 2 milioni di persone. Che cos'è il italiano? È difficile da definire, no? Ecco, però è un veneto, perché in realtà i veneti poi hanno anche così influenzato linguisticamente anche i bergamaschi, che a volte mi dicono io sono bergamasco ma me lo dicono in Veneto, i friulani e tante altre comunità del nord Italia, a volte anche del sud ma molto più raramente, e con degli influssi in portoghese, quindi dove le parole italiane, venete in questo caso, non esistevano, e con insomma il passare degli anni eccetera eccetera si è evoluta, quindi è diventata una lingua nuova. Possiamo chiamarla un fratello del Veneto, io mi sentirei di chiamarla così, e soprattutto per noi, ecco, è un miracolo linguistico che come ricercatori abbiamo tutto il dovere, ecco, di dover salvare. Tra i tanti beni di consumo che si possono trovare al mercato, in alcune piazze tra il veneziano e il trevigiano c'è anche la possibilità di scegliere un buon libro. C'è anche il piacere del concetto di un libro che è già stato letto, che passa di mano in mano, che ha una sua storia. Ormai a Treviso non è più una novità spulciare i libri in mezzo al mercato. Tra le bancarelle di vestiti, indumenti, gastronomia e prodotti vari, perché non sfogliare le pagine di un romanzo, di un saggio, di un racconto? La sfida dei sandonatesi Roberta Brozzolo ed Emiliano Vianello è stata vinta da un pezzo. Il nostro slogan è libri in transito per lettori di passaggio, perché già il libro è un transito tra chi lo scrive e il futuro lettore. Quindi nel caso nostro sono libri di seconda mano, in più siamo ambulanti, quindi ci spostiamo continuamente, e la frase per lettori di passaggio non significa soltanto per quelli che passano camminando davanti alla bancarella, ma è di passaggio che se hai letto un bel libro puoi passarlo, come se fosse un testimone, a un amico, a un genitore, a un figlio, a qualcuno. La bancarella dei libri usati con il suo pubblico eterogeneo. La nostra vuole essere una proposta trasversale che va dai libri per bambini ai libri per cucina, la saggistica, la narrativa, più o meno di genere, poi l'autoriale, un po' di tutto. I veri lettori sono trasversali. Meglio qui o in libreria? Io non saprei fare un paragone. Qui trovo cose che in libreria non trovo. Meglio qui. Un'attività che ormai da 4 anni impegna gli ambulanti della lettura in più piazze. Lunedì siamo a San Donà, il martedì martedì e sabato siamo qua a Treviso, il mercoledì Oderzo, giovedì Portogruaro e il venerdì siamo a Caccia dei Libri. Interrogo i libri e mi rispondono, scriveva Petrarca, e il valore di un libro, nuovo o usato, resta indiscutibile, comunque lo si legga. Ma la gente legge i libri? Sì, assolutamente sì. Ma non è che ci sia la concorrenza degli audiolibri, del digitale? L'importante è leggere, ognuno sceglie il mezzo e il formato che più preferisce.
Era l'ultimo servizio per questa edizione, a me non rimane che salutarvi, augurarvi nuovamente buon Ferragosto e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per mercoledì 16 agosto. Sul Veneto previsto al mattino cielo sereno, poco nuvoloso sulle aree alpine, dove sarà possibile a partire dal pomeriggio qualche rovescio temporale che potrebbe estendersi anche alle zone prealpine. Temperature minime in aumento in pianura e in lieve calo in montagna. Minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, massime senza sensibili variazioni fino a 34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Sui monti nuvolosità diffusa al mattino con qualche probabilità di rovesci temporali a carattere locale. Temperature minime tra i 22 e i 23 gradi, massime tra i 30 e i 32 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo estivo con mattinate generalmente soleggiate, mentre nelle ore più calde nubi più consistenti con probabili rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento con minime intorno ai 21-22 gradi, massime tra i 33 e i 36 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.